Buongiorno a tutti dal comunale di Bergantino. Questa mattina di sole e vento, purtroppo. Siamo alla giornata 29esima giornata e appunto Alto Polesine contro Union River. La classifica vede sempre Arianesi in testa con 73 punti, a seguire Union River, Cavarzare, Badia, Portoviro, Porto Tolle e appunto Alto Polesine più o meno a metà classifica. Noi siamo indietro di 2 partite che sono state annullate per la pioggia. Le partite interessanti di oggi, ma diciamo che abbiamo una Tagliolese Cavarzare che potrebbe essere da tenere sott'occhio per la classifica. Per il resto sembrano tutti risultati già scontati. Le statistiche comunque vedono vantaggio per l'Union, anche se all'andata abbiamo pareggiato e devo dire anche faticosamente, quindi vediamo oggi come andrà la partita. Speriamo siano lì con la testa. Questa dietro che i sbrighi pensava fosse estate. Ma non ho freddo alle gambe in realtà. Mi dà più fastidio la testa. Di solito salta il Ramadan, donne incinte, i bambini piccoli da zitte, allontanati. Uè, 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 uè. Ci spostiamo al sole. Oggi con me ho la mitica Donina. Buongiorno a tutti e buona Domenica delle Palme. Ah, brava Dorina, mi ero dimenticata. Auguroni a tutti gli spettatori. Salutiamo quel traditore di Andrea. Andrea, ti stiamo aspettando. Esatto. E non mandarci fotografie che sei sul divano con la copertina. Bravo. Oppure che sei al mare, al sole. Mi sa che inizieremo in ritardo, come aveva giustamente detto Marco. Sono le 9:58, ancora i ragazzi non si vedono. Vabbè, che sono i nostri che sono dentro. Eccoli. Ci siamo? Ciao, già stamattina mi sono svegliata con i capelli. Guarda i miei... Adesso col vento. Cioè, proprio bellissima. Arrivano il nostro Io non vedo il cappello. guardalinea e il Massaggiatore. massaggiatore. Bergantino, museo della giostra da visitare. Molto carino e caratteristico. Il sole. Certo. Ma dove sei i nostri? Cosa è successo ai giocatori della Union River? Punto di domanda. Stanno festeggiando il compleanno del mago, che È oggi è vero. il compleanno di Alessio, quindi gli facciamo tanti Eccoli. auguri Ed ecco la Union River che e esce dagli dopo gli tiriamo le spogliatoi. orecchie. Ecco i Vedo ragazzi. già Eric con la fascia da capitano. Dietro che abbiamo
Allora, vediamo un po' di formazione, però da qua vedo gran poco. Portiere, Borsetto Alessandro. Sì. Capitano, Eric? Irna, eccolo. Cioè, Mantieniti, mantieniti con i commenti. Eh? Eh sì, ma ce l'abbiamo già avuto, mi sa, Sì. vero? Però io non ho quel Cioè, non ho ricordo della memorificazione. partita. Mm. Chris gioca subito da titolare, bene. Ci farà una tripletta anche oggi? Speriamo, ma magari. Forza Uizo, Esatto. ma forza soprattutto Junior River. Poi, Davide, Io comincio a dire parolacce. no, tu no! Se l'arbitro si comporta male, io comincio Perché ti pensi che io no? essendo donna già un po' diverso. No, Io il tipo dei gangheri. guarda, Dai ragazzi, siamo forza pronti Union. per cominciare. Allora, in campo abbiamo Eric, Alessandro, Piras, Angelo, Pascolotto, Piccolo, poi c'è Chris, Campion, Fioravanti, Gargiuolo, Maghini e Provito. specifichiamo Maghini Alessio, Maghini che Alessio, oggi è sì. anche il suo compleanno. Yes, E dopo nonno Maghini ci porterà tutti a pranzo fuori. sì. Ma basterebbe anche salame, pan biscotto e un po' di prosecco. Anche un ristorantino Cioè, ben ci conosciuto sugge- che si mangia molto bene. Bene, Ecco, bene, bravo Marco. bravo Marco, riferisci al nonno mago. Forza ragazzi. Siamo un po' in ritardo. 10:03. E ce la facciamo? Dai, 10:03. Portiere, portiere. portiere. Si parte. Dai ragazzi. L'arbitro da calcio a 5, lo devo dire. Ottimo. Primo stop direi siamo che senza undici. non è stato dei migliori. Dai ragazzi. Bravo Angelo. Dai Mago. Non lo so. Che se non ha detto ma viene, perché so che non è stato benissimo. Io, tu non è Ah, stato Punino. Ah, forse in panchina. benissimo. Urca! È vero costole, però c'è sto venticello che... Io 22 gradi, se no. Ieri Ieri si stava pomeriggio si divinamente, stava siamo andati a vedere la da Dio. partita di Enzo. Apro la tapparella per non il sole. Anch'io stessa cosa. Dai, Vai Luiso. Chris, vai, facci sognare anche questa domenica. Niente.
Dai Simo, mamma mia, dai Gabri. No. No, la palla gialla. Vai Angelo, vai Matteo. Porca paletta. Bravo Luca. Vai, Sì, vai, vai, ciao. vai, vai, Chris. Ciao Veronica. No, ho sbagliato. Sì, Viviana. Viviana. No, perché Veronica è la mamma di una compagna di mio figlio. C'era sempre la V comunque. Ed ecco che arriva Roberto Goldin. Mi chiama sempre Veronica. Ah, ecco, ok. Però voglio stare più al sole. Vieni qua giù. Sì, sì, sì. No. No, perché c'è la rete. Sono piccolina, faccio fatica. Cosa che è? Cambio rimessa? Cambio rimessa. Mitico Gold. Ciao Robby, Ciao, ciao Roby. tutto bene te? Tutto bene. Mi ha abbandonato. Il tuo ragazzo è andato, è partito? Ah, vai, dai. È partito, ma non ancora ragazzi. Ah sì, ha ragione. Siamo 0-0 ancora qua. Sì, è È appena iniziata? Allora dai, è arrivato giusto. arrivato, sì, è iniziato un po' più tardi. 10:04, 03. Ci ho provato a bere un caffè, ho perso l'inizio. Porca miseria. Ci avete messo un'ora, me ne fa voi? Più o meno, sì, 50 minuti. Tu qualcosina in più? Un'ora e 10. Ah, però. Ho fatto lo step Occhio Bello. Occhio Bello, Stinta, Ficarolo. Dai, dai, Matteo. Sì, bello, bello. Vai, 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 vai. Madonna, in due su la Alessio. Madonna. Bravo. Matteo com'era reduce dalla città? No, dai, è arrivato a casa anche prima del previsto, tipo Esatto. alle 7:30 e poi è andato dritto a una festa. Compleanno. Sì, sì, sì. Beh, ci sta una pizza dopo. Sì, no, dopo cena, ha mangiato a casa e poi è Qui c'è uscito. Simone e Matteo dietro. Simone, Sì. Matteo C'è anche Aaron? Sì, Ecco Sì. lì. Al 10 e c'è Gabriele. Gabriele. E quindi ha lasciato fuori Maghini? Non c'è Maghini. Alessio è in campo. Ma Riccardo? no, Riccardo Riccardo al è fuori. momento al è momento. fuori. Ah, ok. No. Sì, sì. Va bene. Attento di là. Senti che scappa, senti. Orca. Mamma Matteo. Si ingambarà. Bravo Mary. Grande testone di Champ. Vai. Corrono loro, mi ricordo sì. anche all'andata che Una bella hanno... corsa. Ah sì. Corrono forte. Sì, ma mi ricordo anche all'andata che... Ragazzi. Infatti l'andata abbiamo fatto No. uno... Mamma mia. Mamma mia! Bello. Bello! Anche l'andata ha fatto traverse. Traverse. Che dopo mancio con la mano. Che l'andata Bravo abbiamo... Matteo, vai. abbiamo fatto Vai, una buona Alessio! andata, Mi ricordo. Sì. Vai Alessio, Vai Alessio. Passa Chris. mettila. Sai che era tanto brutto? non Insomma. Bello! Dai, no. Madonna che non c'è nessuno. Dai Eric. Tirate, qualcuno tiri. Dai. Ancora passeggiare, passaggi, ma ti dire come Sotto il paio in macchina, ma non c'è caldissimo smanicato. No. Porca miseria. Seria fresca qua. Stiamo facendo tutti quanti la stessa considerazione. Tutti abbiamo visto il sole, c'è il sole. Ah, sì. giubbino più leggero, foulard, non più sciarpone. Ha un freddo cane. Adesso chi è che sta là per andare dalla macchina? Sono 300 metri.
Vai a prenderti la giacca. Ciao Daniele. Tu? Ma che c'è Vincenzo? Vince? Sì, è in macchina. In capo panchina. perché manca collo. Ah, ok. Non so se fa triplet anche oggi, Cristian. Ma magari. Ma. Ieri una palla Dai, buona. dai, 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 dai! Alessio! Tira! Tira Alessio! Va sempre andare in porta col pallone. Quando arrivi lì, via, tira. Esatto, sì, quando vedi la inutile. porta. Tira! Sì, perché sennò dopo te la portano via. Sì. E poi rischi anche il contropiede magari. Gabri, passala, passala. Ma ieri col Porto Tolle là era una partita da 0-0, quella partita là. Sì, sì, Loro anche hanno fatto secondo due me. tiri. Non è Ha vinto stata, 2-0 Porto Tolle. è stata una partita un po' così. Era da pareggio. Sì, ma tu sei andato via, ti vedi le discussioni che ci sono state, Dopo mamma la mia. fine sono stati... Dei genitori con un dirigente, gran questioni. Ho visto che c'era Ma un po' di astia. Questioni così? Sì, Attaccato al muro. sì, sì. Che se parte una bella... Bravo. Ma sì, tanto vince. È una bella squadra. Eccolo lì. Tutti i 2010 già che arriva terzo, un bel campionato. Loro quest'anno hanno solo quei due là grandi in difesa. Quelli là. Sì. Esatto. Basta. Sì. Che poi il 5 aveva giocato anche contro di noi. Sì, me lo ricordo. Nel Ne 2009. abbiamo fatti 10 quelli lì. Eh 7 sì. là e 3 in casa. Esatto. Sì. Sì, sono giovani. Quelli che allenano Vincenzo, bravissimi. Sono terzo. Cosa hanno fatto gli Juniors? Non l'ho visto, sembrerebbe che probabilmente non era a riposo, non so. Era a riposo. Ah, ieri la ok. Juniores era Sì, di cosa? Sì, Sono quarti comunque a 2-3 punti, perché perché c'è una società che è fuori classifica, allora forse non hanno giocato, non lo so. Ah, ok. Sì, come il Ma 300 da sabato noi. scorso? sì. Dovrebbero per riaprire andare a vincere devono andare a Porto Tolle, se vanno a vincere là, allora Dai, dai, nonno. posso sperare. Ne hanno perso 2-3 quelli davanti a loro Perché poi l'ultima giornata c'è la Juniores che gioca contro Bravo il Aaron, Vercente. bravo. E il Bagnoli Are contro No! il Vercente. Sono le 4 che si contendono al titolo. Vai, vai, cambia, passa. E Gabri! Vai, Gabri. È bella? Dai, vai, vai. È Ah, alto quello. Non l'ha fatto apposta. esatto. Il cavallo va al galoppo. Sì, quando parte. Poi si è divertito, ma a te gli è piaciuta la gita? Sì, sì, madonna, Bella figurati. Sì, sì. Lui c'era già stato, peccato che avesse tipo 5 anni, quindi non Noi si siamo andati 2 anni ricordava. fa, sono andato in macchina e ho preso anche una multa. Però se ci vai in treno, scendi lì, prendi perché vai in zona traffico limitato e non riesci più a sì. girare. Sì, no, Cioè, devi perché andare in treno perché tanto devi andare in poi... treno. Scidi a Santa Maria Novella e sei già in Esatto. centro. Sì, sì. Infatti No, noi infatti siamo andati in treno, siamo andati a fare la DJ10 che è una corsa e Matteo mi ricordo ha corso 5 km. Cioè, sto Cirolo con la maglietta che gli arrivava qua. Ed è bello. Sì, quando siamo arrivati al traguardo ha corso i primi 2 chilometri, poi l'abbiamo portato un po' in braccio, abbiamo passeggiato così e quando ha visto il traguardo ha corso gli ultimi 100 metri e tutti l'hanno applaudito. Che... Che bravo. È stato Poi bellissimo. parliamo del 2012. Sì. Sì, mamma mia. Quanti anni sono passati? Taci, taci. Maron gioca basso, però non gioca in avanti. Mancano tutti, in difesa. Gioca centrale con Matteo. Manca destro. Destro Sì, ho letto. e sinistra che sinistra che davanti. Davanti alla difesa. Dai Eric, bravo. Bella, vai Mago. Sì, 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 sì. Porca. No. No, dai, non ci stava questa. Ma come ci stava? Inizia Cioè, ad andare di testa. Lì secondo me ha avuto un po' di paura. Devo anticipare. Vabbè, dai. Ma Simone è a posto? Va bene? Sì, 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 abbiamo detto. Parliamo prima con lei.
fa sempre stretching prima di fare l'allenamento. No, quindi Bella corsa, evidentemente è entrato bene. gli mancava... chiudi, Aro. Oddio! Chiudi. No, così. Ah, svelto deve. Ma sia veloce sì, eh. Bravo Gabri. Però, ha incrociato. Perché... Ci sono le margherite in campo comunque. C'era freddo. Esatto. In macchina non mi sembrava mica. In macchina stava bello caldo. Vai Alessio. Dai Alessio, facci sognare! No! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno. Porca miseria, che non Perché? c'era nessuno. Perché Cristo deve essere lì. Non c'è Giappi, vero? No, è stato convocato, però non perché in effetti però Simone mi ha detto che non stava Non benissimo. stava bene. Quindi o in panchina, ma non ci ho fatto caso. Io l'ho visto, sai, prima. Però mi è sembrato di... Ah sì, c'era tutta le cose. Sì, no, prima mi è sembrato... Angolo. Però ti direi una cavolata. Poi domenica è Pasqua, siamo a riposo. In teoria, perché qua si gioca tutti i giorni. No, scherzo. Già l'amorosa. Ah, mercoledì, Edo in gita a Mercoledì. Napoli, vengo a vedere a Rovigo. Me l'ha detto che Edo non c'è neanche mercoledì Poi, perché... questo è il posticipo, se potevamo giocare giovedì un po' più tardi, niente da fare. Non mica Ma spostato. stanno facendo apposta. Sì, hanno fatto apposta. Perché sanno che tanti di noi sono da fuori e Vai, fanno vai. fatica. Per un'ora potevi anche farla alle 5. Ora, madonna. Abbiamo chiesto, ma Sono proprio... Ma l'ho fatto apposta, loro arriveranno con i regionali, anche perché poi tramite Caruso lo sanno che la maggior parte della squadra viene tutta fuori. Vogliono provare a vincere con tutti i regionali dentro. Ora ci chiudiamo qui dentro che facciamo in contropiede. il pareggio per loro era non essere vinte. Bravo Eric. Dai Simone. Massimo. Che inizia adesso? Con una tre. Vai Gabri. Bravo Gabri. Ma come è andato al Maredo? In corriera? No, ha portato a Copparo mia moglie, poi andava via con i suoi genitori della sua ragazza, cioè andavano via con i genitori di lei. Ha detto che andavano lì ai lidi, non so. Dai, bisogna vedere se lì è la stessa cosa. Per esempio a Rovigo non c'è questo venticello. magari là è Sta bene. Qua perché non c'è niente. Perché qui siamo arrivati a Bergantino, dopodiché c'è nulla. La strada, il mondo finisce. Questi qua facevano le gioche. Sì, c'è il museo Sì, della sì, giostra anche. Ah, sì, c'è. Anch'io l'ho visitato. Anche nel cartello centro delle giostre. Ah, ma Scatto pelino del Piras. è famoso come museo anche. Dai ragazzi, Bella, vieni, porta. Dai, porta avanti, vai! Postacela dietro! Oh, troppo fiappo. Ha avuto paura perché l'uomo in corso. Ieri sono andato a vedere Spaltare a Rete 0-0, una partita schifosa. Che cazzo va? Però si salva, dai, che incontro. Si salva. Dalla serie C, dalla serie D, adesso in C. oggi la vedo una partita dura. Quando ha fatto il cambio del presidente che ha venduto con un marito. Attenti ragazzi, non fate quelle cavolate. Mamma mia, Cioè, molte volte fanno. sempre a rischio. Sì. Vai Simone. No, Simo. Che cacchio. Ragazzi, mi sa che ieri sera hanno fatto tutti quanti tardi. Dai Wizzo, Vai, bello. Wizzo. Tagliela. Vediamo. Ma... Vai, Chris! Dai! Tira! Dai Vai, Gabri! Ma tirate ogni tanto. Vai, Matteo, vai! Oh, Ha tirato dritto. È mancino.
Barzola? Raga, sì, Sbarzola, è vero che Barzola. ti conviene andare. Ah, prendi vado a prendere il paio. Mi sa che li fa... Credo poi. Sì. E come dice il buon Goldin, che sbarzola. Dai Eric. Dai Gabri, porta sulla palla, vai su. Oh, cacchio. Dai ragazzi, dai! Calmate il vento perché se Tribuna. Tribuna. Forza Union. Gabri, ascolta. Bello! Dai, vai. Mamma mia, che stop! Tira! Va bene, Va vabbè, bene, va dai. bene, va Bravo, bene. bravo. dai. proviamoci. No, infatti, è giusto, ti giri e provi. Cioè, Questo lì a fare palleggiare avanti. Poi passa di Bravo Vai, Angelo, vai. Vai Alessio. vai Mago! No, Girati e tira! no. Va bene, va bene! Vai, vai Lu. Vai Eric! Io ho fatto il gol tirato, però gli ha rimpallato. Vabbè, però almeno ci ho provato. Dai Piras! Vai, Dai, dai, Simo, vai Simo. Simone, vai Sì. Simone. Vai Simo. Che sfiga! Bravo Luca. Piccato del pallone. Eh, Era troppo avanti per la palla. era troppo avanti. Dai, 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 Union, dai. Che è successo? Parla con Angelo e gli dice Bono, sta quieto, deve aver detto qualcosa che non andava bene. Angelo. Spinto che gli ha fatto per bussare la palla. Infatti. Dai, dai, Ma sono fisici Dai, dai. loro. forza ragazzi, forza. Almeno esultiamo e ci scaldiamo un po'. Mamma. Testone di The Champ, buttata così. Ragazzi! Oh, bravo Matteo. Bravo Matteo. Bravo, bravo. Recupera Dai, non la palla state- il ma nostro Riccardo Piras. Quando mio figlio fa così con le braccia gli tirerei 2 cartoni nel muso. No, dai, facciamo 3. Ecco, perché cioè, è inutile che lamentarsi. Bisogna... Quello che dico sempre anche a Simone. Che Muto cavolo. e zitto. Oh, oh. Le donne lì mi ci stanno distraendo con altri discorsi. Niente tanto bello. No, Inizi da scaldare Marco che ti mandiamo in campo?
Urca! Mamma mia, che Ho rischio. sofferto. Il mister dice bisogna svegliarsi prima. Ecco. Dovevo svegliarsi. Esatto, Svegliarsi, bisogna punto e svegliarsi, basta. punto. No. Ah. Dai Union, dai! Ah, cioè, no. Devi inserirgli una manina dietro elettronica che fa... Troppo permalosi i ragazzi di adesso. Non gli puoi dire niente? No. Al momento non proprio una bellissima partita. No. Mi sa che tutti hanno fatto festa ieri sera. Bello. Bravo. Mamma mia. mamma. Inutile, bisogna mettere la regola che il sabato sera fanno ritiro a casa. Ma figurati. Figuriamoci. Perché butti fuori? Ma chi? A chi? A chi? Dai, Adesso dai, ha dai, spostato bello. Chris con Alessio, o sbaglio? No, sono tutti e due davanti. Sì, ma Chris era di là però. Sì, è vero, hai ragione. Dai, 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 dai. No! Guarda che Sì! Gol di Eric Tomasello. Grande Eric. Papera, sì. cross di chi? Aaron. Tac. Stai meglio? Sì, è molto meglio. Io so il file. Aggiorno io, Cinzia. Sì. No, Aspetta, se riesco. Sì. Dai ragazzi, mamma che se la prende lì. No, fiora, con la caviglia. Che papera, Matteo. Porca puppazza. Bravo Matteo. Mamma, mi ha salvato. Oh. Fatto bene? Sì. Union River. Ok? Sì. Guarda, ok. Giusto. Ci siamo. Tutto corretto. La Vittoriosa vince 2-0 sul Canal Bianco e il Portoviro fammi vedere. 1-0 sul Grignano. Tagliolese Cavarzere 0-0. 0-0 A noi fa comodo anche questo Sì. 0-0 qua. e Badia 1-0 col Duomo. Vabbè. Ehi Guizzo! Sì, ma infatti tuo figlio per me ci sta a centrocampo. Lui non ci sta in Lo so. Dai ragazzi, forza! Sì, deve giocare alto, subito appena dietro agli attaccanti. fornire gli attaccanti. Ah, Sì, Basta fare un cross. ma perché ce l'ha il piede comunque. Gli ho toccato, passa l'ara, ma qua non l'ha messa dentro. Giusto. vai Matteo, vai! Matteo, dai! Bravo. Oh Luca!
Bravo Matteo, vai! Dai, fischialo! No, no. Matteo! Neanche questo. Anche questo fischia. Mamma mia che rischio! Adesso stanno giocando cattivo. Ha dato il vantaggio, guarda. Gli ha dato il vantaggio, gli ha dato. Ma non era un fallo cattivo. No, è andato sulla palla perché poi con una gamba sola, cioè, ha fatto la Sì, ma scivolata. hai visto che si sono già Sì, diventati un po' più aggressivi? hanno già cambiato passo. Sì. Ma anche i nostri, sto vedendo. Però rispetto all'andata meglio adesso. Sì, sì. Eccolo là. È in mezzo alle margherite il pallone. Ah, mo anche il regista si è messo la giacca perché prima era in felpetta. Ho detto, ma stai bene? Fa sì, sì. La giornata è una fresca. Eh sì. Sì. Oh, Ha ragazzi, preso dai, dai. l'arbitro. Vai Alessio! Ma chi c'è insieme ad Alessio davanti? Cioè, veramente. Ah, dai Matteo. Bella. Mago, parti. Dai Simone, porta su. Vai. No, perché giochi col... Vai, vai Mago, passa Chris. Anche a Matteo. Passa. Dio santo, passala. Dai Aaron, passa di qua Matteo. C'è Matteo libero. C'è Matteo libero. La picciolta, no? Sì, bravo Simone, dai, vabbè, ci sta. Guarda che scatto. Rosso? Ma che rosso? Ma chi è che ha detto rosso? Ti ha dato giallo. Giallo, sì. Giallo ad Angelo? Sì. Perché era in corsa, dopo si sono toccati. Stiamo già pensando al pranzo. Non arrivi a pronto. No, perché oggi è prima dell'1:30. Ancora un'oretta per tornare. Io sì, io ho l'una perché ho via appena finito. Avevo arrivato all'1:30. Ma noi finché si fanno la doccia. Che pomme fiao, che lei è l'ultimo degli ultimi. Bella, Bravo Alessandro. una bella presa. Sometimes. C'est comme ça, i francesi. Come si cosa? Bella Aaron. Dai, portala! Buona Matteo! Vai, vai, vai Matteo, vai, Dentro, vai, toglia. dai! Metticela. Vai, dai, dai! Dai! Io boh. Doppietta di Eric, Doppietta di fantastico! Eric. Bravo Eric. Fantastico, fantastico! Grande Eric. Però dopo c'è una lì, allora che là, sai? Bene. 2-0. Ah mamma. Perché cosa ha detto? Diceva ragazzi, gioca. Non pensavo che c'avesse con l'arbitro. Pensavo che Ah, gli mettesse fretta.
Odore, il classico odore di... È rosso, ma dove? Ah, per l'allenatore dicevo. Vai Alessio! Bravo Bravo Matteo, vai! Matteo ti fermerei ti sta bene. Cioè, non c'è aria stai bene. Quando si alza aria. Vai, vai, vai! Non perdere quelle palle di mano. Aaron, vai! Ah, Sì, è vero. Però è forte, eh. Bravo, sto da una palla stupida persa lì. Quasi persa. Anche quando prima ha fatto il tiro lei era lì, tutto la punta la bravo. Variato il calendario del torneo Ambrogio, la prima partita ce l'abbiamo il 20 maggio. Cosa? Il 20 maggio alle 9 di sera ad Ambrogio. E Ambrosio, dove? dov'è Dov'è Ambrosio? sto Le Ambrosio? Ferraris dalle mie Porta parti. pazienza. sì, avevo capito che era quelle Allora, parti. dopo, Dopo Copparo ci Copparo. sono altri 10 km. Ah, ok. Se volete ci troviamo là lì per Copparo. poi di E poco. com'è che si chiama? Ambrogio? Ambrogio. giusto? C'è Ambrosio. un campo bellissimo. E 20 maggio, scusami, di che cosa Di viene? lunedì vanno ancora a scuola i ragazzi. Esatto. Il problema è che finiscono alle 10:30, aveva letto alle 11, 11:30. Vabbè, come l'anno scorso, quello che abbiamo fatto lì a... Maggio di che giorno viene? È di lunedì. di lunedì. Il compleanno di mia figlia la Io ricompio il 22 invece di maggio. 22. Sei un i gemello, tornei però, sono non sei sempre- toro. Sì, sono gemelli. Ah, sei come Riccardo, gemelli? Brava, sì. Allora, tu sei il 20 maggio e Riccardo è il 30 maggio? Lo so, perché mia sorella è il 29 e Caco il 30, quindi quando Vai, lavoravamo al Mobi era sempre un grosso festeggiamento. Immagino. Giochiamo contro i Custi Ferrari, che sono interregionali più o meno. E sono forti? Vabbè, insomma, più o meno. Siamo farti. Sì, me lo diceva ieri Simone, perché Edo gli ha girato la Sì, locandina gli ha e girato la diceva... locandina. Poi c'abbiamo il 24 che è un venerdì, quella settimana lì due, una lunedì e una venerdì. E dopo settimana dopo altre due. Dai Simone, dai Simone, dai Simone. No, ne hai 4 ecco, sicure. 4 Poi sicure. se ne vince Bravi, almeno tre di ragazzi. quelle 4, sei in semifinale. Ok. Che sono 2 gironi da 5 squadre. Però mi diceva che abbiamo un girone tosto, invece l'Ariano fatalità. È quello che il... Ah, ma anche l'Ariano c'è un girone. Ah, perché sì? C'è il Sant'Agostino di là, c'è la Vittoriosa, l'Ariano, Ah. e poi un'altra, sono 3 forti. Noi So che invece c'è anche la Rocca, vero? Come... La Rocca ce l'abbiamo noi. Ah, Ma eccola lì. sì. La terza partita, la seconda con la Portuense, quella del Ferrarese, e poi abbiamo l'Union Vis, l'ultima, quelli da Indinare. Sì, ma non è che siano messi benissimo i Sì, lo regionali. so, però ti ricordi i genitori? A fine maggio, poi ci sono le semifinali. Non è che mi sembra che siano messi, perché lui ha detto, però stiamo parlando di regionali, sono scuole forti. Ho capito, ma siccome erano questi grandi fenomeni, non è che... Domani c'è scuola. Prima ho sentito l'odore... Ah, anche tu? No, non era proprio carne, era, sai l'odore, il solito odore di camino. Ah, può essere. Magari Proprio carne non l'ho sentita. Come l'avete sentita quella domenica. cioè, Dorina era una roba grande. Comunque è stato anche bello il discorso che eri a commentare con... Sì, col ragazzo. dell'altra Ah, squadra. ma infatti è stato... È stato proprio bello. Avevo chiesto qua se c'era qualcuno che voleva. Ma li hai visti? Perché alla finale se ci arrivi è verso il 20 di giugno, dopo un mese, dura un mese quel torneo. Simone, cosa fai? Ti sei messo in ginocchio? Dai, ragazzi. Urca! Ma poverino, era caduto. È caduto e dopo è caduto. Come è caduto da solo? Ah, si è preso una schiappettata. Esatto, perché è cascato sulla palla. Dai, Luca! Luca! Madonna, ragazzi, cioè, l'avevo sul collo, sulla testa. Dai Luca, dai! Stai calmo adesso. Bravo. Bravo Angelo. Di qua.
qua. Allargati. No, dai. Dalla- Attento, Champ. Chiamala Matteo. Di là, di là, di là. Esatto, mandala di là. Di là ce n'è due. Sì. Ma anche Aaron ha spostato. Sì. Prima giocava molto meglio. Adesso più corso. Da quando sei un pochettino Ma allargato. ha spostato Aaron. L'ho spostato di là. Sì, l'ha messo a sinistra adesso. Sì, perché c'è quello piccolo dall'altra parte. Eric sta facendo una bella partita. A prescindere dal gol che ha trovato, però. Sì. Ah, vabbè, insomma. E gli albori proprio. Ci saranno di cose da vita miste. È lunga. Vabbè, io so quelle poche informazioni che mi arrivano da mio figlio perché sono Idem. sempre molto... Non ho detto niente, io non so niente. Non mi racconta niente queste cose. A parte che non mi interessa neanche gli uffici di me. Poi non mi frega niente, neanche a me. Girala tutta. Bravo Eric! Vai, vai, dai. Bello, bello, vai Dai, Matteo! oh Matteo, Chris, forza. Se la mette giù bene fa guarda. Eh sì. Ma porca locca. Qualcuno che raccatti la palla. Mamma mia che Siamo rischio. messi col primo tempo. Manca 5 minuti. Sì. Sì, perché se abbiamo iniziato 2 alle... meno 3, Non c'è niente. Io mi sono fermato là in piazza. 6 minuti. Non c'è niente. Perché è iniziato alle 10.03, 42 meno 3, 39. Dobbiamo arrivare a 45. Il vento mi ha bloccato anche il cervello. Ti ha smosso i neuroni. E noi donne ne abbiamo più di uno. Sì, noi donne sì. L'uomo ne ha uno solo. Che rimbalza. Che è confuso. Che è confuso e rimbalza. E Dai, quindi fa fanciulli. cazzotti da solo. E dice ogni tanto c'è nessuno. Sono contenti tutti gli uomini che ci stanno sentendo. Sì, esatto. Concedetelo. Dai che arriva il terzo. Madonna santa. No. È stato anticipato. Cioè, Mm. ce l'aveva sulla testa. Uno, due. Così, bravissimo. Vieni di qua. Allargati. Porta e palla, dai. Vai Gabri, vieni su. Vieni su. Madonna. Era bella l'idea. Sì, peccato. Guarda Aaron. Guarda Aaron. La palla come lo stesso colore del nostro completino. Sì, È giallo e blu, quindi dovrebbe portarci fortuna. speriamo. Dovrebbero mancare 2 minuti più o meno. Vai Eric che stamattina ti vedo proprio al top. Carico. La differenza. Per adesso lui che ha fatto tutto il momento giusto. Esatto. Può essere. C'è anche Luca. No, Luca era a Rovigo, ma abbiamo partito perché portando a Rovigo li capisti. Sì, Ah. il trio c'era. Trio Lescano. Come sono andato a ragazzini che abita poco distante da lì. Sì, sì, grande. Eric, Champ. Matteo. sono qui in casa a San Benedetto. Era un arbitro Sì. veramente impossibile. Ah, non so perché io. Tale Camilla. Due compagni di classe di Simone e Eric. Camilla e Sofia. Camilla e Sofia. No, no, la fanno però, infatti ce l'hanno un altro subito dopo Pasqua, sempre lì, altre due ragazze che la fanno insieme. Lì. Sempre lì. Quanti compleanni che ho fatto di lei? Beh, ma è comodo. Sì, esatto. Cioè, Quanti? Lì tra l'uno e l'altro, ma più questo che qua. Perché siamo lì, non
te ne frega niente. Ma qua c'è un bar. No, non c'è niente. Devi andare in piazza, io l'ho preso là in piazza. Ma non c'è niente. Ci mettiamo. In macchina 5 minuti. Eh. C'è una C'è macchinetta una macchinetta. Dove? Ah, ok. Ah, ok, grazie. dentro il tendone. Ah, lì, dentro il capannone, lì, c'è la macchinetta. Porca Quasi tripletta, vagina. quasi tripletta. Quasi tripletta di Eric. Io no, Tu non vieni? no, io l'ho già preso in piazza. Omar è lontanissimo da noi. Sì, anch'io ho bevuto il caffè a casa, però è 7:15. Esatto. Badia sta pareggiando col Duomo. Ah sì? È l'Ariano? Dariano è fermo contro il 300, quindi gioca tre- perché ha tre Però non punti. pre- No, prende io punti dimmi oggi. Tagliolese Cavarzare. No, però è prende vinta a punti. tavolino. Sì, ma non prende i punti perché è fuori No, classifica. esatto. Quindi rimane fermo e noi Il accorciamo di Baricetta sta te. prendendo con Porto Tobile 2-0. Quindi oggi andiamo a meno 5 oggi. Beh, ma noi siamo anche indietro di 2 partite, eh. E deve recuperare altre due. Perché lui, quindi sì, lui ne ha due in loro più. ne hanno già recuperate. Una mi ne hanno recuperata sa. loro. Eh sì, perché loro Quella l'hanno famosa giocata. del mercoledì, loro l'hanno giocata il martedì. Esatto. 10-0 hanno vinto. Cioè, Vabbè, sì, vabbè, contro sì, col chi taglio era? di po'. Contro sì. Col taglio di po'. Insomma, Che noi abbiamo vinto la 7 7-3. 7-3 mi sembra, sì. Il Cavarzare sta vincendo a Pippo. grande Angelo, vai! Vai! Dai, Wilson! Era bello te. Non posso entrare in porta del pallone. Voi vedete che ho Ah, madonna. Ma Wilson rende con la pioggia. Con la pioggia. È più scattante con la pioggia. Mamma mia. È taglio di po', fa la differenza lì. La pioggia. Senti l'aria. Calmati, Aria. Dai, Aaron. E vedo... Mamma mia, che brutta Allora, palla. c'è Filippo Giatti, vedi? C'è Filippo. Perché si sta scaldando insieme al Mago 2. È Filippo Giatti? Sì, è lui, è Quindi lui. evidentemente non è al top e qui non l'ha fatta entrare dall'inizio. Può perché Simone mi ha essere. detto che non è stato benissimo. Mamma mia ragazzi, ho le cervicali a 1000. Al primo tempo, madonna. Sì, veramente. Eric, sei buono, però è capitano, lui può parlare. Dai, È vero perché manca Edo effettivamente. Si sente. Ma Edo anche è stato fermo perché non è stato bene. Si è fatto male. Sì, ha una costa alla frattura. Col Badia è stato caduto con lo scontro con l'attaccante, per terra di peso. Aveva sempre male a correre e aveva lasciato fare Si l'elastico. sta allenando o no? Ha provato venerdì, ma a correre gli fa ancora male. Ora riprendiamo dopo Pasqua. Se ha detto si mette a posto da solo, non c'è niente da fare. sì, a cosa? Porca! Mamma mia! Mamma mia. Guarda che è andato. Cosa ho visto in porta? È andata bene. Che ha preso l'attraverso per questo qua. Senti che aria. Che rischio. Ascolta, ma Sì, ma quanto infatti- di recupero? E questo è il 45esimo adesso. Vai Chris, vai! Bravissimo! Vai, crediti! Tira! Tira, cazzo! Bravissimo! Bravo Chris! Fantastico! Bellissimo! Fantastico! Vai! Grande! Bravo, Chris! Ha fatto una bassa. Aggiorniamo. Ora questo vento la devo tenere un po' più lunga. Si è preparato la maglietta, hai capito? Sì, che carino. Vi voglio bene. No. No, why Perché sempre io? Perché sempre io? Perché sempre io? Ma Why why always always me? me? Mi Perché sì. sempre io? Non. Bravo Angelo. Ho paura. Ma fisicamente è tosto,
Portoviro Bravo, vince Luca! 2-1 sul Grignano, la Vittoriosa 2-1 con il Canalbianco e Portotolle 2-0 con il Baricetta e il Cavarzere 1-0 sul Tagliolese. Vabbè. Bravi ragazzi, fine primo Ci tempo, fermiamo per ci il vediamo primo dopo. tempo, a dopo.
Eccoci, siamo tornati per il secondo tempo. Sostituzione per Piras. Piras è uscito. Sì, se è entrato Cliff, sì. Terzino per terzino. Ed è entrato anche il maghetto al posto di Fiora. No, Fiora c'è al posto di Angelo. Angelo. Al posto di Angelo. E anche Alessio è uscito ed è entrato Giatti. Sì, 3 cambi ha fatto. Anche perché... Vai Wiz, vai! Ah, va bene, va bene. Bravo Eric. Sì, Eric, buonanotte, Chris. Sì, quasi sta meglio. Ma veramente si sta meglio? Siamo dei mammiferi, siamo il freddo. Intanto il pronostico del nonno mago è azzeccato perché aveva detto 3-0 Però adesso ci siamo. e per adesso ci siamo. Vero? Sono solo anche lì. Un po' solo. Si sta meglio solo. Decisamente. Adesso a me dispiace. Perché? Mi ha tirato al cavallo. Alessio. Tutta la settimana non ci puoi parlare. Ah, mamma. Ma magari lo fa riposare perché poi devono giocare mercoledì anche. No, no, dico, si è fatto un po' male con anche le castagne. Dai, meglio che stia un attimo a riposo, che mercoledì si gioca ancora. Ma lui non lo capisce. Franco, mercoledì ci sei, martedì piove, mercoledì te guida. Mamma mia, sono anche lì ad lavorare anche il buono, mi sono via. Domenica oggi dai. Io sono un pensionato Che lavora? che lavoro. Un pensionato che lavora. Però quando a Zoghi ragazzo ci sono sempre. Mi dispiace il prossimo anno che in Ebria tutti i 12. A meno che non vada anche Riccardo a fare... Qualche... Non può Riccardo, deve fare un altro anno di giovanissimo. Ma se vuole può andare anche in... Sì, ogni tanto sì. Ma speriamo ora che lo lascia. Non è un 2008. Il anno e mezzo a me. Quindi... Allora, Alessio è un 2007, giusto? lui è nel 2008, aspetta. Ah. Ora registro qua. Te lo dico. Non registro. Detto che arriva. Se mi ne ricordo. No, se non glielo dicono. Di solito Edo che li chiama. Bravo. Infatti Edo parla tanto in campo, ma è giusto così. Ti ho detto 2008? Sì, Alessio è 24 marzo, Oggi- ricordo. oggi Sì, oggi. Jacopo 23 novembre. Ma gli anni oggi Alessio? Sì, È oggi il compleanno? sì. Oggi è compleanno. Invece martedì Edoardo. Edo martedì. Fa gli anni a Napoli. Ma che bello! Festeggia con la classe. Si mangia una bella sfogliatella. Ha una bella pista napoletana. Esatto. Vedi Napoli poi muori Così dicono. dalla puzza però. No, dai. Bella, io ce l'ho È fatto bella tante volte, ancora Napoli. Anch'io ci sono stata quando mi sono laureata e Una città veramente bella. sì.
Dorina ti ho fregato il posto. Uff, che rischio. Sì, è uscito Simone, Angelo Ah, anche Angelo. e Alessio. Sì, ma devono giocare mercoledì anche. Aveva cambiato 3. Devono giocare bene. E quanti ne può cambiare? 7, fino a 7. 5 sicuro, però mi sembra anche 7. Sì, è vero, abbiamo anche la partita mercoledì. Dai, mercoledì devono giocare ancora. Secondo me gli ha detto state un po' quieti a riposo. Vai Eric! Tutti due una fatta, Eric. 2. Due, sì. E uno il biondo. E uno il biondo. Arca. No, Matteo. Matteo! Sì. Che pollo! Che pollo! Tieni conto che... Giallo a chi? A A Matteo? Matteo, sì. Però gli è rimbalzato davanti, ha fatto così a parte. Sì, gli ha fatto lo scherzetto. Gli ha tirato la maglietta. Beh, ma è giusto. Ha fatto Oh, Tira e molla. l'elastico. vieni qui che ti voglio tanto bene. È più esperto in teoria. Non lo vede, vedo che Angelo, Simone e Alessio. Ma sai che ho l'impressione che il 10 che gioca nel loro giocava nel 300? Sì. Perché mi ricordo più che altro il papà. Hai un fiore di non so che. Sono baciata dai fiori. Scusa Dorina. Eccola. Bravo Matteo. Bravo Pippo. Ca. Vai Cliff. Vai Cliff. Bravo. Ara. Madonna. Quel 9 lì. Bravo Eric. Bravissimo Eric. Dai, raga. Sì, aveva detto lì. Sì. Già arriva in porta. Oh ragazzi. Bravo Cliff. Madonna, ma che sfortuna. Oh ragazzi. Bravo. Ah, è entrato Giatti Pippo, sì, comunque. dal posto di Alessio. Bravo Gabri, bravo. Gabri. No, peccato. Vai Filippo, vai, vai, vai. Gabri ancora, bravo. Passa di qua, vai. E Wiso. Vai Wiso. Guarda che c'è piccolo. Guarda che c'è Matteo. Urca. Dagliela, Appoggiati. è piccolino. Bello. Vai, vai, vai Chris. Vabbè. Vabbè. Attraverso la rete, porca. No, è la rete che proprio mi dà fastidio. Se arriva l'aria. Sto Comunque siamo bene un po' seduta, calmata, però dai. la rete mi dà fastidio a vedere la partita. È vero. Era buona? Sì. E il sole bacia belli. 60 centesimi. Mano. Mano, fermata con la mano. Sì. Ho detto che Faccio le pallone in piedi. Vai Eric, vai. Bello. Vai, vai Filippo. Peccato. Mannaggia. Si sta scaldando Luca Poli e Camsi. sì, entra Poli e Maghini. Non è Luca? E chi è? Sì che è Luca che si sta scaldando. No. Ah, Franklin. Ho bisogno di una visita oculistica. Franklin e Camsi. Franklin e Camsi sono, sì.
Mi pare di sì, Frank. Passiamo qua la palla. No! Dai, dai, dai! Alle vicine Porco. Palla lunga. Sì. Sì. Sembra lui. 17, sì. Ecco, bella questa! Vai! Doppietta! Sì. Chi che corso sempre? Non si capisce. Chi colpisce? Poverino, dai. Ha fatto qualche papera. C'era davanti, quelli che sono davanti ne godono. Sì. E oggi mi prendono un sacco. Io mi sono visto 4 bei gol. Invece ieri a vedere la Spal mi sono annoiato 0-0 con la Ma Carabina. dai, addirittura. La partitaccia, sì. Ah, madonna. È terza la Carabina. Primo c'è il Cesena. Ficarolo vince 1-0 sul Borsea, Portoviro 2-1 sul Grignano, la Vittoriosa 2-1 contro il Canalbianco, Porto Tolle 2-0 con il Baricetta e Cavazzare 1-0 contro la Tagliolese. E Badia sempre 1-1 contro il Duomo. Così io lo faccio. Quanto col Duomo il Badia? 1-1, 1-1. pareggio. Ah però. Quindi non sarà facile perché il Badia in teoria deve fare 3-4 gol. Ci interessa, a noi ci interessa. Sta vincendo 1-0. Corre lui. Sì. Vero il Cavarzare vince 1-0 o 2-1? 1-0. 1-0. Sarebbe bello pareggiarsi. Non lo fanno i genitori. Però lui il papà ha detto io non posso pregare. È bella? Ha fatto più per dopo questo. Sì. Ah, Riccardino. Non salta, aspetta la palla che arriva giù. Deve saltare. No, troppo difficile saltare. Portiere. Va bene. Se non parlavo questo. Roberto. L'ho detto prima che è passato di Devi essere sicuri sulle prese, se no. Non c'è troppa Mattia, non c'è. Borsetto. Ah sì, ho capito, quello con la barba, quello con la barba. Non c'è oggi. Sì, ho capito dietro. Lui sì. No, quello che era Stelvio è il papà dei Vivoli, l'altro portiere. Ah, là era un'altra ancora. Suo papà ha una BMW bianca, mi sembra. Una BMW bianca. Senti che Mamma aria. mia, che aria. Devi prendere proprio qua laterale che sono già bloccata. Tu c'è il cappuccio. Ah Sì, sì, ma- cioè, non ne vengo Guarda che ha portato fuori. via il palco, no? Mi prende una ghiacciata. No, va a momenti, perché Sì, si ferma, poi riparte. Dai Luca. Oh, dai Cliff, non farlo andare Cliff. no, Cliff. Bravo. non segna più adesso, non segna più, basta, vedi cosa segna più, l'ho detto. Può andare avanti e segnare lì. Dovevo andare subito. Ma il mancino. Quindi è dura scusare tutti e due i Quello, piedi. mio figlio è quello che è uno di quelli che pochi sta usando tutti i piedi. Sì. L'ha imparato da piccolo. Ah beh, quelle cose lì le impari solo da piccolo. Adesso è dura. Adesso cambia zona, si mette là al sole. Ogni tanto cambia. Niente. Personaggi. Avete tutte le famiglie qua? Ma qualcuno di voi giocava a 300 però?
No? No, no, Tu sempre prima tutti perché qua. sono spostato. Ci Infatti. sono tante. E infatti mi sembrava di aver visto dei ragazzi, ho detto così, quei ragazzi li ho già visti. Ah, ok. Avevi però- ragione, Cinzia. Qui da Ah, hanno Targento, fatto bene. sì, quelli mi prendevano. Ha una memoria visiva. Ciao di. Traducilo bene. Chi è che mi ha chiamato? Tum, tum. Però vedete, è uscito Alessio e è entrato Riccardo. Sì. C'è sempre il maghino. Spero che Simone sia andato già a fare la doccia così andiamo via subito. Anticipo. Spero, spero, Senza ma scordarsi prima di finire il primo tempo. Quindi mi sembra quello che sta lì in Sì. panchina o sbaglio? Non so mica se non vedo mica fino a. No, Dai, che è andato a fare la doccia. spero, guarda. Aia, Me ne andiamo via hai a casa. crampi? Mister, cambio. Mister! Abu! Abu! Abu, Abu. Bravo. Ecco che fate. Entra Camsi adesso. Sì. Chris. Chris. E adesso secondo me entra Camsi, l'altro biondo. A parte che lo vedo lì a scuola. hai detto? perché viene L'altro di casa mia. biondo. Si chiama Camsi. Lo mettono su lui adesso. Sì, dai. Però questo è più. Questo è più. Sveglia! Tiene, passa tipo. L'ultima partita. Mamma mia. Sì, E adesso ne ha fatti. 2. Bravo, dai. Che sta facendo Chris? Sta uscendo, sì o no? Aveva chiamato il papà di Michele. Niente, gli Andato ho via. detto lascia stare. Sì. Ma come è sordo? Chris! Niente, Niente, è andato via. si è incazzato perché si è fatto male. Sì, ma non mi sembra che cammini malissimo. Ma l'hanno chiamato e lui è andato via. Va subito in doccia. Ah, per carità. Sono un po' permalosi sti ragazzi, proprio quell'attimo. È perché l'hanno preso giù. Non lo so, forse si è fatto male, si è arrabbiato, non so, non Ha un capisco. passo molto deciso. Fretta. Sei un po' incavolato. Cambio anche Ma nell'alto com'è stato palese. che siate venerdì? Si è dimenticato le scarpe negli spogliatoi, è andato a casa senza le scarpe da calcio lui. Oh, sì. E fa il mister, come fa ad andare via senza le scarpe? Beh, Si è guarda, lavato? lascia La perdere scarpa. perché... Ma no, su, lì per terra. Visto che siamo E chi è che sta uscendo? possiamo dire ai ragazzi che si lavino senza mutande? Magari. Allora, Anche è detto, uscito ma Aaron ed entra Franklin. Glielo dico sempre, ma te lo È uscito Chris ed è entrato Camsi. E ci sono stati dei cambi anche nell'Alto Polesine. Brava, devi raccontare. Ogni tanto mi ricordo che ho il microfono. Ha ridisegnato la formazione. Matteo si era cotto stasera, tutta la partita. C'ha Mamma la gita sulle mia. spalle, tutta la partita. Così c'è la scusa domani per andare a scuola. Verifica e anche mercoledì. Tienilo a casa domani a scuola che riposa un giorno. E così studia per martedì. No, allora, siccome è già stato a casa perché è andato dall'amorosa un sabato, adesso bonus non era più. Ma però domani se va giustificabile. Dopo martedì c'è la verifica, Ho capito. mercoledì al Duomo, dopo sono a casa in vacanza. Sto sempre in vacanza. Sono a casa fino al 31-1, dopo tornano il 2 o il 3 a scuola. No, tornano il 3, Il 3, vero? almeno da noi. Sì, Penso sì, anche il 3. che l'anno scorso sono rientrati subito dopo Pasquetta Mhm. perché c'erano già troppi giorni di festa. Invece quest'anno ricomincia, c'è sempre il giorno di riposo ancora dopo Pasquetta, rientrano mercoledì. È uscito anche Aaron, Anche Aaron? Sì, 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 è entrato Franklin. quindi c'è Eric dentro, centrale con Matteo. Cliff e Gabri.
Che situazione. È già no, sono 10 minuti. Pure a me piace tanto come gioca. Mi piace come gioca Filippo. A meno che non li tiene buoni Forse per per me- il Duomo. E c'è rimasto in tanto ha mattina. preso il vantaggio, quindi è rimasto Martina, all'idea. sei rimasto alle idee, Poli e Giolo. Giolo. e Sì. Giolo. Siamo- allora gli altri sono tutti quanti a farsi la doccia, meno male, così andiamo via un orario Via poco decente. C'è un'ora, è lunga venire qua. Sì. Poi c'è quelli d'Ariano. D'Ariano qua ci metterà un'ora e mezza. Madonna. E dall'altra E quella è parte. più lontana questa qui. Doveva sposarla con uno di 50 anni perché gli dava sonno. Però sono convinto che la nostra squadra con un arbitro decente, vinciamo noi con l'Ariano. Sì, Sono bravissimo, convinto, perché abbiamo sempre Anch'io. sfiga. Perché sono più forti i nostri. Anche secondo me. Beh, d'altronde abbiamo perso le partite davvero. Beh, là sempre per Per l'arbitro. per il rigore. E qua perché c'era uno a terra e gli ha fatto calcio d'angolo, poi ha fatto gol per una presa sbagliata. Erano due pareggi minimo, Esatto. però con un arbitro decente vincevi da Ariano 2-3-0. Erano più forti. No? Soprattutto l'andata. Sì, sì, all'andata. Perché loro Bravo. sarebbero rimasti in tipo in 8 perché avevano 3 espulsi. No? Dai Cliff! Bravo! Bravo, Cliff! Bravo Cliff! Bravo. Si è fatto male, porca miseria. C'è un po' di tutto. Bello! Adesso? Tutto farlo. E anche il sole. Ah, Angelo. Angelo senza giubbino pensava che ci fosse caldo. Ma invece No, Simone l'ha portato, ma penso l'abbia lasciato in mano. Angelo! Ciao! Anche Simone è pronto, sì! Un po' di riposo? ha il giubbino, guarda che non c'è caldissimo. Stai al sole? Vai, Mago! Alessio va in doccia. Appena finito di fare la doccia adesso. Va con calma. Gli avete tirato le orecchie? No. Compleanno oggi. Te l'ho detto che è il suo compleanno. Sì, sì. E il nonno Mago dove ci porta a mangiare? Non hai portato il salame Eh, prosecco? cioè, che cavolo. No, no! Madonna santa! Viaggio dove che giocava? Mettiamo un meno al nonno Mercoledì Magino. a che ora si gioca? Alle 4 del pomeriggio. Noi che lo prende su. Dai, è caduto addosso lui. Lo prendo su. Ma prendi Buono, Matteo, però zitto. aspetta, se piove no. Perché hai Se crampi. non piove. Se non Ho piove. visto aveva un crampone. Ma è È entrato entrato in... dentro zoppicando, è Zoppicava. caduto per terra, abbiamo tirato perché aveva un... Ah, aveva proprio Ah il sì? campo. Cioè, Ma è poi si è uscito comunque, arrabbiato? è uscito Sì, con comunque. Eric. Perché? Perché il letto di passare la palla, non so, dopo... Oh signore! Digli che No, insomma perché il mister l'aveva chiamato anche tuo papà per fargli il massaggio, mi ha mandato dritto agli spogliatoi. Però se quando è uscito comunque stava camminando normalmente. E No, è dopo entrato dentro, si vede che è arrivato proprio... un altro crampo. male veste, sì. Ha fatto una buona partita però. Ha fatto 2 gol lui, 2 4. Sì. Speriamo dai che finisca. Ricominciata in orario. ma sai che non è che ho guardato Ah. l'orario? Bisognerebbe chiedere al regista. Regista, quanto manca? Una vita e mezza. È lunga. Sì. Sta scaldando Giolo adesso. Sì. Va via. Sono bloccatissima. Punizione. Ecco Simone. Già pronto? Meno male.
Dici? Nah. Bello, bravo. Ciao Simo. Ah, Ciao. Bravo Simone. Bravo Simo. Sono riuscito a rompere il fiato, non riuscivo a respirare. Come? I soldi. caldo. Vuoi metterti il bibino? Dai, metti. Che mercatini avete? Vai solo al palazzetto con gli altri. Palazzetto. Qui della Dijon. Chi gioca? Che gioca? Non lo so. A che ora? Non lo so, ma mi ha chiesto tutta la chiara. Ma che sarebbe andare a vedere il rugby, c'è Rovigo a Petrarca a Sì, me lo Padova. fanno vedere su Rai 2 però. È su Rai 2? Ora la guardi a casa? Sì, perché ho detto ora che arriviamo a casa, mangiamo. Giocano all'una, vero? Alle 2:30. Ah, 2:30. Allora. Quindi sai, era tutta una corsa. Ah, su Rai 2 c'è? Ora la guardo anch'io su Rai Sì, 2. su Rai 2 c'è. Tanto che sto sul divano. Simone, basta come sei messo con i Mi campi sa di che Verdomani. dopo- Sì, è il derby d'Italia. Rovigo è prima, mi sembra il Petrarca è quarto o quinto. E quindi? Il 28 aprile 28 aprile, adesso il Mizzi mi deve A che ora devi andare poi al palazzetto? quando ho tutti i dettagli, mercoledì ti dico se novità. Vabbè? Però sì, mi hanno detto il 28 aprile. Ma il Duomo fa ancora 1-1 col dicevi Badini. che non trovavi Non lo posto. so, guardo. Sta facendo una Allora, partita la settimana prima non ho trovato posto da nessuna parte. Cioè, proprio da nessuna Sì. parte, è una cosa Ancora 1-1? incredibile. Vero? Le non sarà comunioni, cresime, infatti. E poi siamo in tanti, chiudono capito? dietro, Quindi quindi stanno faccio tutti chiusi. fatica. E quindi abbiamo detto il 28, adesso Camsi, vediamo se c'è bel mamma tempo, mia. sarebbe bello anche fare stare lì a Cosa Serignano insieme, ognuno porta qualcosa e stia lì. Adesso vediamo. Grignano ha pareggiato col Portoviro. 1-1 o 2-2. 2-2. Però, non male. Beh, là, come si chiama quella a Ceregnano che ci sono andato Guarda la Giulia. classifica per curiosità Dalla Giulia. attuale adesso. di 12 anni. Ah, la Carosa è quella più grande. Che Sì, sonno che ho, C'è la ragazzi. sala balla. sì, 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 sì. C'è anche il Caroso, teatrino. Caroso, Sì. 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 Siamo sempre secondi, vabbè, 73. 73-62. 9 punti. Tu dici che l'hanno già aggiunti quelli di oggi? Sì. Sì, perché eravamo a 5. Eravamo a 59. Ah, 59, sì. Sì. Quindi. Adesso 73, però hanno una partita in più o due più di noi? Una. Una. Ah, allora ne ha 25 ne ha Una 24. perché loro quella famosa del mercoledì che noi non abbiamo giocato, loro l'hanno fatta il martedì. Quindi se noi vinciamo quella di recupero andiamo a meno 6, adesso siamo a meno 9, giusto? Sì, adesso siamo lontanissimi. Ah. Vabbè. Ma ce la possiamo ancora fare. Anche perché loro, noi generalmente abbiamo tutte le partite cattive all'inizio e loro hanno tutte quelle scialle. Ma loro adesso hanno tutte quelle più complicate. Fiora, E si spera. Hanno il Badia, il Portoviro, Badia, Portoviro, Porto Tolle. Porto Tolle. È uscito Fioravanti, è entrato Giolo. 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 Che partita stanca, non so, non... boh. Eh, Bravo Maghetto. Buonasera, mica l'avevo visto prima. Vai, vai, vai Filippo, vai, Filippo. vai, vai Filippo. Vai. Dai, Capsi, tirati, tira. Ah, segnato, grande. Grande Camsi. 5. Siamo a una mano, sì. Zero. A 0. Bravo Camsi. Ciao, Bravo anche Roberto. Giolo. Sì. Allora, aspetta che aggiorniamo. Noi siamo 5-0. Sì. Quanti ce ne sono da 300? Forse a perdere 1-0. No. No, secondo me si può, se l'Arenese fa qualche passo falso si può vincere. Ci vorrebbe Perché c'è almeno. ancora 3-4 partite toste. Cioè, tutte toste sono. E questo qui, Bello, Onia bravo. Camsi. Sì, Onia Camps e Ciucu. Però perché ne perdono almeno una. Devono perderne 2 e pareggiarne Una. Però
non è impossibile alla fine. Eh. Anche quel Borsea secondo me Chi? potrebbero. L'Arenese. L'Arianese? Ha fatto fatica l'andata, 3-2 infatti. appena appena. E so che avevano l'arbitro a favore. Ah. Quindi Quello dopo già. Il ragazzino là. Bravo Riccardo! Riccardo. È tua? È sua. Ma non vedo dove è andata. poi stava per pareggiare anche col Pettorazza, quindi È andata là in Ne fondo. arriva l'altra 2. Se c'era Biagio lo prendeva subito. Ah sì sì? Correva, faceva la Ma sua come mai strada. manca oggi che non c'è? Deve giocare. Ah? Ah. Sì, perché dico, secondo me perché stai vincendo, ma il video Ma Alede non è entrato? O sta entrando adesso? Esce Matteo Piccolo ed entra Luca Poli. Ma Alede non è entrato, l'ha mandato a lavarsi? No, adesso c'è Luca, è tirato giù Matteo. Poteva aver messo a fare 20 minuti almeno. Sì, sì. Li ha cambiati tutti, no? Tranne Alede? Tranne le idee. Che però non lo vedo più. È andato a lavarsi. mi sa che l'aveva fatti tutti. Vai Luca. Sì. Ah, quindi forse perché è arrivato già a 7? Sì. Sì, per alla fine è rimasto Eric, Borsetto, Cemp e Dudo, quindi sì, li ha fatti tutti. Ha fatto 7 cambi. E quindi lo poteva fare? Niente con Alede. E poi juniore ce ne puoi fare massimo 5, non 7. Massimo 5 Ah, quindi dipende dalla categoria, pensavo fossero fissi. Anche io pensavo fossero 7, invece no, sono 5. Ah, ok. Non c'è non può fare niente. No, vabbè, dai. Giocherà mercoledì contro Sì. l'uomo. E dopo magari gliela fa fare tutto. Beh, sicuro? Non abbiamo fatto pareggiare, non abbiamo fatto. Avrete avuto sicuramente qualche arbitro sfavore. È entrato malissimo. Un saluto. Bravo Matteo. Un saluto ai nonni Scranello. Neanche Angelo si è andato a mettere il giubbino. Ha fatto bene. Sì, gliel'avevano detto. È un attimo È che... freddo, no? L'avevano detto. Anche perché sicuramente poi non hanno i capelli asciutti. No, Giusto? ma ci vuole oggi perché c'è aria fredda. Ti sei asciugati i capelli? Ma certo mamma, ti pare? Sì, c'è il sole, ma c'è C'è l'aria il fondo fredda. naturale qua. Sì. Ecco. C'è anche la bronchite naturale. Ma dai, ho salto matematico da lui. Salta anche mercoledì la partita. No, quella no. E ora? Si fa un recupero in estremo. Sì, 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 sicuramente. Ma sì, Giù questa Però palla. mi sa che ha la febbre. No, come la Che febbre? non stava bene. Ah, Ah, no. bene. Davvero? Sì, ha detto è uscito per quello, non si sentiva bene. A posto. Vabbè. Poi destro è fuori forma. Edo Edo non c'è? Però no? guarda che oggi ha giocato molto bene, anche senza... È stata una bella partita. Invece all'andata erano spenti contro questi, No, l'andata è stata mamma mia, l'ho visto da fuori. che nessuno riusciva a partire, erano No, ma bloccati. proprio anche i passaggi e gli stop. Eh. Beh, mi ricordo che correvano un sacco l'andata. Sì, sì, vorremmo tanto. bravo. Bravo Cliff. Ah, peccato. Era bella l'idea. Ah, ti sei andato bene. Si sentiva l'aria fredda. Oggi è la si sta giornata da meglio col giubbino. giubbino. Che non mi potete fregare così, Cioè, se non c'è aria, stai bene, ma con l'aria. Non ci fosse il vento.
Oh mamma. Ecco c'è. Non fate quelle cavolate lì di vicino alla porta. La palla rimbalza malissimo. Sì, ci sono delle buche. Fa schifo il campo. Ti salta davanti però. Ma Matteo! Commenti sulla partita. In Pasqualotto Angelo? Non ne faccio, no comment. No comment. Silenzio stampa per Piras. Il primo tempo partita un po' a ritmi bassi da parte dell'Union River, però per il resto dai, ce la siamo comunque cavata. Bene. Bene ragazzi, bravi. Ho scoperto che era un terzino assurdo del Assurdo? Comunque il 9 e il 10 giocavano nel 300. Ah, Sì. in effetti Cinzia se li ricordava. Io mi ricordavo i due ragazzi. No, non erano così forti. Eh? Non erano... Ma si vede che sai Sì, con la qualcuno squadra. magari. Ah, vabbè. Ragazzi, voglio andare a casa. Anch'io. Cosa mangiamo? Ah, le polpette. Avete il sugo con le polpette. Lo so pure io. Polpette oggi. Sì, sì, sì. Pasta, spero. No, niente pasta. Dai Luca. Ah, peccato. Sì, avevo detto a papà di prendere le tagliatelle, ma non le ha prese. Però facciamo gli spaghetti così si cucinano subito le linguine. Dove siamo mercoledì? Siamo a Ruig. Era proprio rasato con la barba. Sì, al Duomo. Quest'altra persona. Oh, avevo la barba anche l'anno scorso. Che non mi ricordo. Urca! Oh! Fatta apposta questa. No, lei da. Oh, da rosso. Rigore a Crippo. Giallo. Giallo. Beh, ma è rigore allora? Voglio che lo batta O no? L'ha chiamato? Non l'ho mica Ma gli ha visto. chiamato rigore? Chi è che lo batte? Ah, lo batte Filippo. Non avevo neanche visto che aveva segnato il dischetto, pensa a te. Neanch'io. Ho visto solamente che date il cartellino. Pronti per aggiornare? Rigore. Tira Giolo. Tira male, però bassa. C'è! Bravo Pippo. 6-0, cappotto. Oggi ci vuole Che oggi ci vuole. il cappotto. E ci vuole il cappotto. Giolo. Giusto? Sì. Ragazzi, controllatemi. Uno Camsi, uno Se no Giolo, cambia la due. federazione. Allora, Sì. Se cambia la federazione dopo se ho sbagliato. 2 Tomasello, 2 Guizzo, Camsi. Vai da bere. Bravo, bravo Filippo. Sì. È un 2008, come Riccardo. Troppo grasso. È vero. Papà Giolo. Bravo Cliff. Borsea sta pareggiando, eh. Però Come braccia, non sono. Manca il gol di Giappi, vediamo se lo fa. No! Tirata sul portiere. Vabbè, tanto ah, Giatti. Mica nega il gol anche a Filippo. Sì. Urca! No! No! E niente. Peccato, vabbè dai. C'è gol Poli. Stavolta non ho voluto andare. No. Angolo. Allora, situazione attuale. River al Topolesine 6-0. Badia Duomo 1-1, Borsea Ficarolo 1-1, Portoviro Grignano 2-2, Tutti pareggi. Vittoriosa Canalbianco 2-1, Porto Tolle Baricetta 2-0, che devo dire, Sì, Cioè, mi aspettavo di più. mi aspettavo un Ecco, 10-0. Tempo! No, peccato! L'ha Tagliolese mandato in strada. Cavarzane 0-1. Ah però, 1-0 appena preso. Lo sai. Però.
Dobbiamo Il Cavarzare è riuscire. terzo dietro di noi o ci abbiamo il Portoviro dietro? Cavarzare è terzo. Terzo. E poi c'è Badia. Però abbiamo... Cavarzare, Badia, punti. Portotolle e Portoviro. Era meglio che pareggiava il Cavarzare. Ah, Infatti, era meglio sì. Vabbè. Adesso invece c'è genitore in teoria. ragazzi, non possiamo pretendere troppo. Brodo di gallina, il sciroppo di cantina. Bello! Vai Pippo. Bravo. No, Camsi, non ti puoi mettere a grattarti la gamba in quel momento. Cioè, veramente. Da grattarsi un attimo. Cioè, ti stava passando la palla, lui che fa? Da grattarsi in alto, si vede che aveva spirito. Bravo. Eric oggi è insuperabile. Madonna, veramente Eric, Fatto pace con Adele. menzione d'onore. È stato un partitone. Eric ha fatto un partitone. Porca miseria. Ho proprio freddo. Comunque Riccardo lo vedo meglio un po' in avanti, forse No, non centrale, vero? Infatti si sta meglio lì a centrocampo. Stasera presumo che sarò molto, ma molto bloccata. Come arrivo a casa? Devi accendere Dici? il termo oggi. No, sì. Ma a parte devo mettere il mio scaldacollo. No, ma ce l'hanno il tiro. Perché ho sempre lo scaldacollo della Union River, dei miei cervicali. Ah sì? Sì. Ma soffri Dormo molto anche. il freddo per le cervicali quando c'è aria. Mi proprio soffro di cervicali, quindi problemi. Fa da un fastidio, fa male qua. No? Poi lì. Mamma mia. Bello. Bravo. Bravo. Rossetto. Chi è cascato? Filippo Giolo. Era Poli. No? Era... Sì, Ah, sì, sì, Poli. sì, era Poli. Era Ah, è Poli. vero, 16 è Giolo, Sì. il 19 è Poli. si è nascosto il sole Mamma mia, il si sole. sente più fresco. Altro che primavera. Ma di Una che? coda di Cioè, inverno. veramente? Però ieri pomeriggio si stava benissimo. Mamma mia, ieri pomeriggio era fantastico. Ma ti giuro, ha il modo di correre che è uguale. Chi? Però c'ha un fisico che... Ma chi? Camsi, potrebbe... Potrebbe. Di là, ora Poli. Ops! Dai, bello. Campanile. Bravo Eric. Dai, dai, a te. Vai, vai, chi c'è? Abu si è proprio accomodato, tranquillo. Che vuoi c'è comodo? Si è messo comodo Abu. È soddisfatto. Che miseria. Grande Cemp. Bravo Matte. Vai Cemp! Vai Cemp! Bravo, dai. Bronzatissima. Pap. Sotto i raggi del Ma signora Gargiuolo, dove va oggi che è tutta bella truccata? In un posto? In un posto? In un posto? Che non voglio andare. Perché? Dove che ti porta? Oh, Mirna! No, magari. Come magari? Come magari? Dove ti porta quell'uomo? Ah, ecco perché hai detto meglio andare in galera. Dai, non essere così. Adesso io vi ricordo solo che C'è un po' di ruggine. ci sono i microfoni, quindi Sì che lo sia su YouTube. Ah, è vero, io ho sentito tutti i cacchi.
sei sincera, è venuto dal cuore. Mirna, no! Porca miseria. Mamma mia, che rischio. Dai Luca, Torna indietro. Ma hai visto come è rimbalzato? Sì, è tornato indietro perché ha preso l'effetto. Si diverte poi, corre un po'. Eh? No, mi ha detto che non è entrato alle 10. Perché se sono arrivata a 7 cambi Vabbè, si è giocato. faceva gol. La Georgia forse agli europei. Uè, davvero? Sì, deve fare lo spareggio con la Grecia, mi sembra. Hai visto la Francia ieri sera? No, la Germania. Faccio 2-0. La Germania ha fatto gol dopo 7 secondi. Ma Angelo non è venuto al compleanno ieri sera? Sì. Ah. E dopo ha fatto gol Havertz con una bellissima azione con Musiala e Wirtz. Wirtz è proprio fuori. occhio Temps. Bravo. No, ha perso. 2-0. 2-0 addirittura. Ma non c'era un Mbappé? No, sì, Finito. Bene, terminata finita. questa partita 6-0 per la Junior River. Salutiamo tutti, auguriamo tutti. una buona domenica. Ciao Delle ciao! palme. Buona giornata a tutti. A mercoledì, sempre se non piove.